Euroregione.news. Robert Miles, una mostra museo. Si chiamava Roberto Concina, in arte Roberto Milani e successivamente Robert Miles, un ragazzo sensibile ed appassionato di musica che sostava silenzioso sotto i palchi per poi avvicinarsi alla radio fino ad imprimere una decisiva marcia in più a Radio Super Network, chiamato a dirigerla agli inizi degli anni 90 dall'editore friulano Cesare Di Fant. È Roberto Milani, perché all'epoca era Roberto Milani. Poi vi racconterò com'è nato. On Super Network, nell'altra stanza che lui aveva costruito con le sue mani, avvitatore, pannelli di cartongesso, supporti, eccetera. L'aveva fatta lui con le sue mani. E per dopo volare verso la gloria con creazioni musicali che hanno lanciato a livello mondiale il genere Dream Music, con brani straordinari come Children, che tutt'oggi viene riproposto e remixato, ancora capace di far scorrere un brivido collettivo nelle arene. Numerosi premi, tra i quali un World Music Award mai conquistato da un italiano e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, hanno portato nell'Olimpo quel ragazzo di Fagagna che scelse le sue residenze elettive, prima a Londra e poi a Ibiza, e proprio da Ibiza nel 2017 arrivò la sconvolgente, triste notizia della prematura scomparsa di Robert. Per onorare e perpetuare la memoria di questo grande artista, vero e proprio orgoglio del Friuli Venezia Giulia, è sorto il comitato Robert Miles. Dopo il convegno e l'area verde nel comune di Fagagna a lui dedicati, il comitato ora propone un'altra bella iniziativa, la mostra museo coordinata dal Centro Culturale Amici della Musica, che si inaugurerà il 1 settembre alle ore 10 nella Villa Orgnani Deciani a Villalta di Fagagna, con orari di apertura dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 18:30 alle ore 20:30, stessi orari di apertura mattutini e pomeridiani anche per domenica 8 settembre, seconda possibilità per visitare una mostra museo che ha la prospettiva di diventare permanente. Di Robert Miles si potranno vedere i mobili della sua stanzetta, i vari premi internazionali, i master originali delle sue composizioni, tante foto relative alla sua fulgida carriera artistica, oggettistica e il suo pianoforte, che si ritiene quello con il quale produsse le sue creazioni più famose. Il comitato Robert Miles si è costituito grazie alla volontà di Albino Concina, papà di Robert Miles, e del padrino dell'artista Alessandro Ditta, attuale presidente del comitato, affiancato dal noto musicista Gabriele Saro, vicepresidente del comitato, dall'editore Cesare Di Fant, dal giornalista e conduttore radiofonico Mauro Missana, dal DJ e promoter Michele Varisi, Alessandro Pomerè, Alex Cecone, Giampaolo Perez e tanti altri estimatori, sostenitori ed amici del grande artista. Io sono veramente contento di Fagagna, perché Roberto se lo merita perché è stato un grande, non perché è mio figlio, ma è stato un grande in tutti i sensi. Ha fatto la gavetta, sicuramente molto pesante, però è riuscito. Purtroppo se n'è andato prematuramente. Era un figlio adorabile, Roberto. Sarà proprio il comitato ad accogliere i visitatori domenica 1 settembre alle ore 10 a Villa Orgnani Deciani di Villalta di Fagagna per condurli nel mondo di Robert Miles, raccontandone l'ascesa anche attraverso curiosità e aneddoti poco conosciuti. Questo è Robert Miles. Bam, 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 bam. Grande Robert. È là su. And then I think it was released, and I think it went to number 3 in England, number 6, number 5, number 4, number 3, appena uscito, number 4, si è sempre mosso tra le prime 5 10 weeks. Per 10 settimane. Yeah. And that was unheard of in England. You went to number 1 or number 2, number 3, then you went out the charts. Sì, in Inghilterra non è facile stare in classifica per settimane a seguire, in genere arrivi nei primi posti e poi scompari. Yeah, kept going, then all around the world, then number 1 all around the world. So. E dopo in un momento era numero 1 in tutto il mondo. Sì, yeah. I am half, you are half.
one moon, one star. I love the one we are. One thread, one line that stands still in